Caro Moco, tu hai 19 anni, Sì, eppure una storia molto intensa sì. e sei un po' una persona speciale, lo sai? Mi dicono, sai che se non riesci a raccontare una cosa che ti fa male sempre nel cuore, è meglio che lo butto fuori. Tu sei nato e cresciuto in Guinea, Sì, a 17 anni sei partito per l'Europa con un barcone sì, e sei arrivato in Italia e dopo un periodo in Calabria sei arrivato a Padova dove, come spesso accade con il viaggio dell'eroe, c'è qualcuno che ti ha notato giocare a calcio e ha sì, detto ma tu sei bravo a giocare a calcio, sì, vieni a giocare nel calcio Padova e hai esordito in Serie B. sì. È un po' una favola, no? Eh sì, è una favola, ma l'ho pensato prima, Te la immaginavi? perché ho immaginato perché leggevo anche le storie di calciatori che hanno sofferto all'inizio. E anche nella nostra Corano è scritto che tutto può essere, non è un miracolo. Che cos'è? Tipo è una cosa, se lo metti nella testa, Se tu lo vuoi. se tu la vuoi, puoi farlo anche tu. Tu desideravi di fare il calciatore. Sì, l'ho deciso da piccolo, perché dicevo anche quando era la mia mamma, lo dicevo sempre, mamma guarda, io volevo essere calciatore. Quando hai esordito a calcio in Serie B, Sì. hai guardato verso il cielo. Sì, prima di entrare ho letto un po' le versetti di Corano e di là ho pensato quello che diceva la mia mamma. Forse sta diventando la realtà. Ma tua mamma c'è ancora? No, No. molto. Quando sei arrivato in Italia, nel centro di Battaglia Terme, ti allenavi sempre. Allora, È un eh, centro profughi. è un centro profughi, ma io ho messo sempre nella mia testa che allenarmi sempre, tipo, mi dà la forza. E Mi tu ti allenavo allenavi anche se sempre. non avevi una squadra, ti allenavi da solo. Sì, mi allenavo perché pensavo che un giorno che mi vedranno, E quel giorno è arrivato. è arrivato. Tu hai fatto il viaggio con un barcone come tanti immigrati che provano a trovare una speranza in Europa insieme a tuo fratello. Sì, sì, E tuo fratello è morto in quel viaggio. sì, sì, è morto. Perché lui alla fine, perché sull'acqua io ero un po' in confusione, Perché si è perché rovesciata la barca. la barca si è rotta e Si è tutti rotta. sono andati un po' nell'acqua e io ero un po' in confusione. E il mio fratello ha lottato per avere quello salvatrice, quello di potere salvatrice, Salvagente. salvagente. Mi ha dato quello, Il suo il suo salvagente. salvagente. E tu sei sopravvissuto col salvagente di tuo fratello. Sì, comunque sentivo che lui mi parlava. Mi Le parlava, ultime sue parole. sì, piangevo, mi diceva no, devi essere forte, mi dava il coraggio, mi parlava, ma alla fine mi sono trovato così all'ospedale, All'ospedale. ho chiesto che dove è il mio fratello, mi hanno detto che è morto. Ho detto no, non è morto, era con me. Hanno detto guarda, voi forse, perché anche noi non sappiamo quanto eravate. Noi detto no, eravamo 143 perché hanno contato prima che noi ci imbarchiamo. Hanno detto guarda, noi abbiamo visto 23. Quei momenti sono ancora nella tua mente. Sì, sempre. Non, non posso mai dimenticare questo. Sempre. Anche le parole che mi diceva, non prima sulla mare, ma quando eravamo in Libia avevo perso la fiducia di viaggiare, avevo perso tutto perché ho sofferto tanto in galera, non mangiavo, mi picchiavano, non so quanto ho sofferto. È come un altro l'inferno perché sulla strada c'è il barriere che ti prendono, ti picchiano, se non hai soldi ti mettono sulla sabbia, piedi nudi, sotto sole, a camminare così e ti bruciano qua.
Hai visto? Questo tutto Fai vedere. hai visto? È così. In Italia hai trovato un tuo equilibrio e immagino che tu non abbia più paura di niente. Sì, quando sono entrato in Italia pregavo, ma il problema è che secondo me è come Dio che mi ha punito, perché piangevo, ho troppo pianto. E nella nostra Corano è scritto, se tu non credi in Dio, puoi mettere a piangere perché non credi. Piangevo perché ho perso il mio padre, ho perso la mia madre, ho perso Fratello. tutto, il mio fratello che mi ha salvato la vita, l'ho perso, quindi pensavo che non ho nessuno nella vita, è una cosa che piangevo sempre. Alla fine quando ho pensato, quando leggevo il Corano, ho detto guarda, Dio è il mio padre, è la mia madre e il mio fratello. Tipo, ho pensato che perché piangere? Devo essere bravo, quello che mi ha detto, quello che ha detto il mio fratello. Non piango più. Ho Hai mai pensato che cosa Dio vuole da te? pensato che forse come Dio mi ha preso tutto, forse ha qualche cosa per me. Tornerei ogni tanto a Padova a trovarci, quando Sì, sarai in qualche altra squadra. sì, il Padova, mi piace il Padova. È qua che ho iniziato il calcio, quindi è una città che mi ricorderò sempre. C'è sempre qualcuno che in qualche modo ti ha indicato la strada. La strada, tipo, è per quello che ho detto che forse Dio ha qualche cosa per me, perché ogni volta mi fa incontrare un altro, mi fa, Ti fa andare avanti. mi fa andare avanti. Grazie Karamoko, grazie Sheriff Karamoko, che poi Grazie. ho saputo, Karamoko è il nome, Sheriff è il cognome, ma in Italia hanno fatto il E contrario, se ha giusto? fatto il Ma contrario, non importa. no, non importa, non è un problema, Serifo, Caramocco, è tutto uguale per me. Grazie, buongiorno Mattino. Grazie, grazie mille.